ragazzi, tutto il comandante veneziano è il classico Barcellona-Real Madrid, previsione. Io sono con Real Madrid ragazzi perché il Barcellona mi sta letteralmente sui coglioni, perché c'è l'uomo della fabbrica, l'uomo pompato, cioè Lionel Messi. Io non posso discutere a livello tecnico, però se voi ricordate i primi 2 anni e mezzo della carriera di Messi erano costellati di infortuni e l'ha potuto sul colpo, pompato, ingrossato e non ha più subito quasi un infortunio. Quindi a me proprio Messi non piace, cioè gran campione dal punto di vista tecnico, gran giocatore non si può dire niente, però a mio parere il suo problema di crescita e tutto quanto è stato un po', come si dice, sfruttato per pompargli un po' il fisico. Questo è sempre stato il mio pensiero e vabbè, quindi viva il Crifioli, viva sempre Cristiano Ronaldo, uno che si allena 102.000 ore al giorno ed è diventato quello che è diventato. Chiaramente anche lui madre natura le ha regalato una tecnica abbastanza incredibile. Suarez, il cannibale, andiamo. Chiaramente questa è la mia visione, nel senso ognuno ha il suo, giustamente deve avere il suo parere, tanti amano Messi, giusto così, questo è bello del calcio, avere opinioni diverse. Neymar, attenzione Iniesta, il Real Madrid assolutamente vuole vincere perché Ancelotti è in bilico, cosa veramente vergognosa, si vede che i tifosi del Real sono proprio deficienti, perché cioè, criticare Ancelotti è come criticare, non lo so, fate voi ragazzi qualche bella Benzema, boom, mamma mia, super fantabenze, mamma mia che roba ha fatto Benze. Real parte subito bene qui al Camp Nou, intanto yellow card per il cannibale, yellow card per il cannibale. Attenzione Bale, Garrett, sbaglia tutto il piccolo Garrett con capelli molto curiosi Garrett. Già Garrett insomma non fa della bellezza la sua prima arma di seduzione, con questi capelli veramente è orrendo. Stava meglio col capello con la riga in parte. Attenzione l'illusionista, madonna del signore. Attenzione Iniesta, Suarez e il cannibale porta in vantaggio il Barça, Luis e il cannibale Suarez. Attenzione Ancelotti, è veramente incazzato nero Garettone sbaglia tutto. Deve stare molto calmo il Real. Lionel Messi. El Cri. Bale. Vai Bale. Non ci credo, Bale sbaglia tutto. Non stare tranquilli. Questo classico è il classico. Ottimo tiki-taka qui. Spezzato bene qui. Attenzione Mascherano, Tony Cross che non sa fare solo i cross. Attenzione Bale. Fuori gioco di Gareth Bale, incredibile Gareth. Fermato un'azione spettacolare. Mathieu. Iniesta. Jody Tramonto. Neyfium. E il cannibale, scusate ragazzi per questi vaneggi come indiane, ma questo classico mi sta esaltando, è il classico. Icherotto, mamma mia, Icherotto la prende. Tony passaggio, Isco. Benzema. Karim. Ah, Karim. Attenzione, s'il vous plaît. Ma che fa? Eccolo qua, solito cupolotto blaugrana, eccolo qua, solito cupolotto blaugrana, sempre i soliti. Dell'arbitro non sorprende nessuno. Evidente. Perché? Perché? Iker Casillas se la prende. Ramos. Marcelo. Sbaglia tutto a Marse. Dai ragazzi. Merda, ancora il cannibale, autore del gol, il cannibale. Attenzione l'illusionista, il cannibale sbaglia. Sta giocando meglio adesso il Barça però, Marcelo. Ronaldo vede Karim, bellissimo Karim. Il kebabaro. Il kebab, mamma mia il kebab ragazzi. Palla che finisce in angolo per il Real Madrid. Isco. Di testa fuori. Mamma mia Sergio Alberos.
Peccato, Real meritava qualcosa. Jordi Alba. Hoba. È che il Barcellona, ragazzi, è un gioco veramente bello. Attenzione Messi, Lionello. Attenzione, Benzema si è visto poco il Cri, solo spostiamo in attacco il Cri però, Finisce il primo tempo, Barça 1, Real Madrid 0 al 20esimo e il cannibale. Una partita complessivamente equilibrata. Ronaldo lo mettiamo in Sarà avanti. decisiva la concentrazione e ovviamente anche Ora il gesto cambiamo, tecnico mettiamo il dei singoli. Benz, il Benz lo leviamo, mettiamo Ese Il risultato è ancora un incontro molto aperto. e ok. Vai! Seconda frazione. Purtroppo manca James Rodriguez. Molto sfortunato, l'asso colombiano, infortunato. Danielone Alves, Daniel Oti, ex Siviglia, Daniel Oti. Ese. Molto bene qua, Isco recupera un gran pallone, Isco, vede il Cri. Cristiano Ronaldo. Isco, bellissimo! Mamma mia che gol di Modric! Che Real! 1-1! Mamma mia Modric, che azione del Real! Il Camp Nou ha ammutolito. Ronaldo, Isco e Modric hanno fatto un'azione sensazionale. Op! Grandissimo gol del bel Modric, considerato sex symbol 2015. Vai Fiori. Mamma mia Modric, che giocatore Modric. Iniesta, Suarez, Rakitic. Isco recupera palla, attenzione alla da cross, Tony cross, qua Tony ha sbagliato. Da rivedere. C'è cambio in vista per la squadra di campo. Probabilmente l'allenatore Adesso il Real vuole vincere chiaramente, però anche il Barcellona non molla. Suarez, bravissimo, Pepe la recupera, vediamo se Ronaldo riesce a scattare. Non si è visto poco Ronaldo quest'oggi, a parte l'azione che ha cominciato lui del gol, ma da Ronaldo pretendiamo molto di più. Lo ferma ma non controlla. Errore qua nel centrocampo madrileno. Marcelo allunga per Gareth, anche Gareth non si è visto tantissimo, ma qua Gareth fa una bella cosa, grande Gareth, il gallese. Bella azione, potevano e dovevano sfruttarla meglio. Bella partita, adesso entra Xavi, esce El Raki. Rinvio corto per Alba. 1-1, bella partita comunque tra Real e Barça, è sempre una bella partita, c'è poco da fare, difficile che siano brutte. Attenzione Alba. Per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto. Iniesta. C'è il traversone. Buttala via, bravissimo. Aia. Mamma mia, fuori di niente. Si è visto poco anche il prodotto delle farmacie, cioè Lionel Messi. Pedro Almodova, Pedro. Sta soffrendo adesso un attimo il Real. Fallo sul Cri. Fallo sul bronzo di Riace. Fatto sulla perfezione, fatto al giocatore, ragazzi. Fallo ancora. Nervoso il Barça. Marcelo. Ese. Ese non è andato proprio benissimo. Niente. Suarez. I padroni di casa si È il preparano suo al cambio. per Pedro. Vediamo cosa decide il tecnico. Dai però niente. Bravissimo Sergio. Bravo Sergio, che però poi fa un erroraccio imperdonabile. Iniesta. Sarà dunque rimessa laterale per il Barça. Rimessa laterale per il Barcellona, per i catalani, per i Blaugrana. Vai Carvajal. Il Carva. Risultato che non si sblocca, manca poco, tutto può ancora accadere. Carvajal ha fatto una cagata di proporzioni bibliche. Dani Alves. 80esimo, sempre 1-1. Iniesta. Punta l'area. Merda. Pedro, dai Pepe, coprilo. Casillas la butta via, mamma mia, Icherone. E il Barça prova tutto per tutto. Alba.
Traversa scandalosa. Traversa scandalosa del Barça, una delle più scandalose, Fiori. E il Cri. E il Cri. E il Cri. E il Cri. Ese. Oh, Gesè, vuoi la scelta? Bellissimo, no, troppo corta Modric. E la recupera il Barcellona, qua poteva giocarla meglio Real. Modric, il pittore, dai. Cross. Ronaldo. Ronaldo, una mozzarellina in carrozza, porca puttana. Finisce 1-1 probabilmente il classico. Attenzione a non parlare troppo presto, Come. Si contendono il controllo del pallone. Un 1-1 che alla fine non serve a nessuno e serve a tutti e due. A differenza di mani uguali in campionato. Attenzione però Ronaldo! Ronaldo! All'ultimo respiro Ronaldo! Ronaldo! Cosa ha fatto Ronaldo? La va a vincere il Real al 94esimo! Al 94esimo Ronaldo! Al 94esimo Ronaldo! Questo è un fuoriclasse! Cristiano Ronaldo! Ancelotti è esploso! Carletto è esploso! Finisce il 2-1 per il Reale, speriamo che nella realtà, raga, un saluto da Okumendo, bene sia. Ciao!